80 milioni di euro sono le risorse per i servizi socioassistenziali che in questa finanziaria regionale mancano all'appello e che per anziani, malati, disabili e famiglie farebbero la differenza. A dirlo è la CISL del Veneto, secondo la quale il taglio più consistente, circa 28 milioni, riguarda i servizi domiciliari, ma poi ci sono anche 19 milioni in meno per i CEOD, i centri diurni per disabili, che quindi dovranno essere pagati direttamente dalle famiglie, e 11 milioni e mezzo in meno per le case di riposo, la cui quota sanitaria passerà a carico dell'ospite dai 20 ai 70 euro al mese. La CISL però non si ferma ai numeri, quello che chiede è un percorso condiviso per ripensare assieme il welfare di questo territorio. Perché la giunta, l'assessore, la politica che è così forte dal punto di vista del consenso e così debole dal punto di vista di fare le cose, non ci convoca e non ci spiega qual è il nuovo quadro dentro il quale si muove. Vede, noi siamo gente seria e siamo disponibili a costruire, a partecipare per la costruzione di un nuovo sistema sanitario e sociosanitario, ma ci vuole un'architettura, ci vuole un progetto, bisogna essere molto chiari su quello che si vuole fare. In questo modo, invece, mancando un progetto, si spreca e si consuma quello che si ha. Dall'ultimo piano sociosanitario, dice la CISL, sono passati 20 anni, sono aumentati gli stranieri, gli over 65, i malati cronici e quindi va rivisto l'intero sistema riorganizzando la rete ospedaliera che dovrebbe occuparsi degli acuti e delle urgenze e potenziando i servizi territoriali, garantendo accessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Soffrono le famiglie perché sono diverse da 20 anni fa e non hanno servizi quando si trovano ad avere o un anziano o un disabile non autosufficiente, quando si trovano ad avere una persona con una malattia grave, quando si trovano ad aver bisogno di assistenza nei giorni in cui, dopo aver subito un intervento che viene fatto per fortuna con grande qualità negli ospedali, vanno a casa dopo 3 giorni, non hanno nessuno che gli fa l'iniezione, che gli fa la flebo, sono in difficoltà. Allora, sulle famiglie venete, quando hanno una difficoltà, si scaricano i costi e la mancata qualità di assistenza di una politica che non è capace di riorganizzare i servizi sulla base delle mutate condizioni. Contro i tagli dunque la CISL è pronta a mobilitarsi e già dalla prossima settimana cominceranno volantinaggi e presidi nei mercati e nelle piazze del Veneto.